Beniamino Biondi oggi presenta un libro, Atto di presenza, un libro scritto qualche anno fa. Avete deciso di pubblicarlo oggi con l'editore Medinova? Sì, questo libro ha visto la luce nel febbraio del 2020 editorialmente, grazie all'impegno di Antonio Liotta e di Medinova Editrice, ma purtroppo per l'incombente lockdown non ha potuto essere presentato. Abbiamo pensato di farlo proprio in questa stagione autunnale, cercando di raccontare il percorso del volume, che sostanzialmente è quello di una vera e propria immersione all'interno di situazioni introiettate, inconsce, profonde, quindi non una visione del mondo attraverso un punto di vista esterno, ma il racconto di una perfetta interiorità che si staglia attraverso una sostanziale via crucis. All'interno di questo racconto vi è una tensione poematica, per cui tutte queste poesie, che possono essere lette come dei veri e propri frammenti, in qualche maniera tessono insieme un racconto unitario che potrebbe somigliare appunto all'idea di un poema, ovvero sia la possibilità di poter raccogliere attraverso la poesia e la versificazione un intero mondo interiore di una persona. Spero che il libro possa avere soddisfatto questa esigenza e grazie all'impegno nuovamente di Antonio Liotta, che molto ha voluto questa pubblicazione, anche dei prestigiosi relatori del pomeriggio, mi riferisco soprattutto al dottore Fausto D'Alessandro, con il coordinamento di Marilisa Della Monica e la lettura di Salvatore Nocera Bracco, che racconteranno al pubblico meglio l'intero contenuto del libro e anche ovviamente i singoli contenuti analitici e poetici affidati alla prefazione di Salvatore Ferlita. È stata un'estate intensa con tantissimi impegni che tu hai ben presentato nelle varie location agrigentine. Sì, un'estate molto intensa di eventi culturali legati soprattutto al cinema e alla letteratura, soprattutto nella cornice del Museo Archeologico Pietro Griffo, e si avvia anche un inverno con numerose altre iniziative culturali, ovviamente più legate alla città di Agrigento, che possono sempre valorizzare la migliore letteratura prodotta in Sicilia e anche delle esperienze cinematografiche che possano avere un richiamo con il nostro territorio. Di più ho pubblicato 2 volumi di grande successo nell'ambito della narrativa, un libro sui fantasmi e da pochi giorni è uscito un altro volume dal titolo Sicilia dei misteri e delle leggende, edito da Flaccovio Editore. Stanno entrambi andando molto bene, ricevendo grande attenzione critica nazionale, un forte successo di vendita, e mi auguro prossimamente di poter continuare a proseguire su questa linea, non trascurando la poesia, che è stato il mio primo grande amore, e gli studi di saggistica e di cinematografia. Sarà un nuovo libro a presto? No, esaurito questo libro, che adesso inizierà con la presentazione agrigentina. La prima dell'ultimo volume sarà il 2 dicembre alla Biblioteca Lucchesiana, quindi in pieno periodo prenatalizio. Inizierà poi un ciclo di presentazioni in tutta la provincia e in altre città siciliane, ma ci sarà anche una puntata a Milano e una a Roma. La prossima estate ci sarà invece una nuova pubblicazione alla quale sto già cominciando a lavorare. Per scaramanzia non dico nulla, ma c'è già un editore che ha l'esclusiva per la pubblicazione di questo nuovo libro. Antonio Liotta, editore di Medinova, oggi si presenta il libro di Beniamino Biondi, Atto di presenza, un libro scritto qualche anno fa che solo ora avete deciso di pubblicarlo. Abbiamo deciso di presentarlo ora perché siamo stati bloccati dal lockdown in pratica. È un libro di poesie interessantissime, molto belle, che rientrano in una logica, potremmo dire persino di scrittura sperimentale, ma che ha grandi significati di tipo culturale, letterari e soprattutto di valori, perché è una scrittura che sa trasmettere emozioni e sa parlare all'anima. È l'atto di presenza, che è il titolo, vuole appunto rappresentare quello di esserci e di esserci in una certa maniera in questa nostra società. Quindi è un libro che affronta sentimenti, che affronta ambienti, situazioni di grande attualità e di grande valore. Medinova è una piccola casa editrice, ma sempre al passo coi tempi, con tantissime nuove pubblicazioni. Ma diciamo piccola, ormai non più, è perché è cresciuta e abbiamo 125 in questo momento libri in catalogo, altri saranno pubblicati in questo fine anno, e soprattutto
puntiamo sulla qualità. Medinova è cultura per andare oltre e noi andiamo oltre nel senso che ci stacchiamo da un certo panorama editoriale per presentare prodotti che avranno storia nel futuro, cioè libri che possono restare in memoria in quanto hanno capacità analitiche vere e non solo a livello territoriale, e quando dico territorio significa il Mediterraneo, ma va oltre anche il Mediterraneo e parla a tutta Europa ormai Medinova.